Tempo di fare delle domande. Io ecco, pregherei i nostri dirigenti se vogliono accomodarsi, se ci sono delle domande da fare. Poi, come avevo anticipato prima, c'è il dottor Gallo e poi anche la professoressa Salcuni dell'università che è venuta e ci dirà anche lei qualcosa, visto che è stata tirata in campo anche l'università. Nella slide che ha fatto la dirigente Bonazza diceva appunto regione, ufficio scolastico regionale e poi quello di mezzo, non mi ricordo qual era. L'università, brava, infatti l'avevo appena citata, mancava l'ordine forse, anche l'ordine degli psicologi. Eh sì, perché insomma è una comunità di 10.000 persone ormai l'ordine degli psicologi, quindi non è che si può prescindere da questo. Bene, a voi le domande? Ci sono delle proposte, anche i docenti, se sono, prego. Se vuole venirla, allora prego la segreteria di venire a portare il microfono. Ilaria arriva. Allora, scusate l'emozione, io sono sia insegnante che psicologa. Non ho una vera e propria domanda da fare, ho una cosa da dire, da comunicare, quindi poi aiutatemi voi a formulare la domanda. Io noto che nelle competenze chiave, secondo me manca una competenza molto importante, che è la competenza emotiva. Perché io nella mia attività di psicologa, nella scuola, noto proprio questo analfabetismo emotivo, cioè ho dei ragazzi che non vivono le emozioni. Quindi secondo me andrebbe implementato, ecco, questa cosa. Volevo solo dire questo. Va bene? Se qualcuno di voi due vuole commentare, intanto raccogliamo qualche altra domanda. Beh, io semplicemente sono assolutamente d'accordo. Per certi versi è anche un settore, per esempio, che io ho fatto il concorso direttivo 12 anni fa e avevo studiato questo tema perché mi interessava e devo dire che è stato anche un punto che era stato valorizzato durante il percorso di valutazione per diventare dirigenti. Ecco. Per cui ci sono ogni tanto delle aperture, delle consapevolezze. Sicuramente penso tutti voi concordiate sull'importanza di questo aspetto, è che è come una competenza che manca, secondo me, un po' che va educata anche nell'adulto, ecco, perché poi aiuti il bambino, ecco, e l'adulto può essere sia il docente o sia il genitore, perché per aiutare il bambino, il ragazzo a riconoscere le proprie emozioni occorrerebbe anche una riflessione maggiore nell'adulto. Ecco, quindi è un percorso anche questo che necessita di lavorare in modo unitario in qualche modo. Se posso aggiungere, sì, concordo anch'io, anche perché era un filone molto sviluppato qualche anno fa, poi ci sono come si può dire, delle mode, delle cose che vanno e che poi ritornano. Adesso è una necessità, come diceva lei. Credo che dentro alle competenze chiave, che tra l'altro l'Europa ha rivisto, sta rivedendo, quindi aggiornandole anche ovviamente alla nuova realtà, all'interno di quelle che sono le cosiddette competenze sociali entri anche questo, perché se io non sono in grado di riconoscere le emozioni, di chiamarle per nome e riconoscerle in me stesso e negli altri, è ovvio che faccio fatica a relazionarmi con gli altri. Quindi è fondamentale. Credo che qui nella scuola a volte bisognerebbe riuscire a individuare nel cosiddetto POF, PTOF, come lo vogliamo chiamare, nelle nostre azioni delle priorità e scegliere, perché non si può fare tutto. Quindi ci sono delle priorità in base anche ai bimbi, ai ragazzi, agli studenti che ho davanti. Ed è importante però anche, come diceva la collega, cioè coinvolgere la famiglia, perché altrimenti creiamo delle nicchie, però non sono comunicanti. Però credo che il problema del riconoscere, chiamare le emozioni e dare un nome sia fondamentale, perché dopo lo ritroviamo anche nell'uso dei social.
perché lì le emozioni bisogna capire dove e come vengono vissute, perché nell'area internet o multimediale hanno un'altra trasposizione che non è indifferente purtroppo. Qualcun altro? Approfittiamo della presenza delle due relatrici, se ci sono altre curiosità. Qualche tempo fa c'era qualcuno che aveva appena iniziato a lavorare nella scuola che ci raccontava, è sempre bello vedere chi parte perché ha un entusiasmo, e ricordo quello che ho ancora, perché se no non... Andare a scuola credo che sia per certi versi un interesse che parte proprio anche, non dico che è una vocazione, però uno se lo deve sentire di andare a scuola, perché se no, voglio dire, solo da un punto di vista economico uno potrebbe fare altre scelte, quindi vuol dire che gli piace andare a scuola, stare con i ragazzi. Ecco, a me piace, poi non so quanto l'età me lo consenta andando avanti, perché magari uno dice dove vai a 60 anni a lavorare con i ragazzi, ma non è detto, cioè nel senso che a volte stare con i ragazzi ti mantiene. Allora, sentite, io direi di, se non ci sono altre questioni, magari vi vengono in mente. Sì, prego, lì adesso arriva il microfono. Era solo una considerazione basata un po' anche sull'esperienza, non si sente. Basata anche un po' sull'esperienza, perché lavoro da una decina d'anni, prima come educatrice, adesso come psicologa in una scuola. Fortuna ha voluto che con continuità questa cosa avvenisse, grazie ai fondi comunali. E quello che sento che può essere un nostro, come psicologi, punto su cui c'è molto da lavorare, è la capacità di non stare solo sul clinico, nel senso che penso che la scuola abbia sì bisogno di una lettura clinica in alcune situazioni, ma abbia molto bisogno di una lettura più in termini di prevenzione, di promozione, di lavoro di rete con le varie istituzioni, di questa parte, cioè che trovo più arricchente di quanto poi avvenga invece con il solo lavoro clinico, insomma, c'è anche quello, ma non è sufficiente, quindi essere anche capaci di, come dire, lavorare in contemporanea nel gruppo, nelle dinamiche di gruppo, nelle dinamiche della scuola, per favorire le relazioni all'interno della scuola, oltre che nello sportello per gestire alcune situazioni individuali, lo ritengo importante, è non solo una... Non so se... No, è un'ottima osservazione, proprio condivido. Sì. No, io credo, adesso introduco anche le persone che parleranno. No, prego. Sì, ma in effetti è proprio questo. Prego. Sì, L'importante è la collega mi ha dato la palla, io cerco. Mi presento, io mi chiamo Gallo, sono un medico, lavoro al Dipartimento di Prevenzione di Treviso e mi occupo di prevenzione ovviamente. Qui c'è soprattutto un mondo clinico e anche la percezione della scuola, dal racconto che ho visto, ma prendo la palla della collega, è soprattutto un rapporto tendenzialmente clinico. E lo psicologo viene visto come questo bisogno che ormai l'ULSS non riesce più a dare. Io sono dell'ULSS, quindi la prima cosa che mi rappresento, e l'ho sempre fatto, è differenziare quello che faccio io da quello che fa il resto dell'ULSS. Io mi occupo di salute e il resto dell'ULSS si occupa di curare le malattie. O meglio, di curare le malattie, diagnosticare e curare le malattie, che siano psichiche, che siano sociali, no, quel mondo lì. Questo mondo ha come Dio Esculapio, io ho come dea Igea, la dea della salute. Quindi, come si dice in dialetto da noi, io ho un Dio per i fatti miei. E quindi sono significativamente diverso dal resto della medicina. Sono talmente diverso che il mio background mi porta a essere inadeguato rispetto a questo mondo che deve avere altri linguaggi e altri punti di vista. Per captate benevolenze vi dico che io sono stato, credo, l'unico direttore del Dipartimento di Prevenzione che ha assunto un non psicologo nel Dipartimento di Prevenzione, proprio perché ho bisogno di voci altre, occupandomi di salute.
Di salute intesa come non la definizione dell'OMS del 48, ma quella di 50 anni dopo, ovvero che la salute è una risorsa delle persone e della comunità. L'empowerment, per parlare un linguaggio che è voi più vicino, noi dobbiamo fare empowerment delle persone e possibilità. Empower non nel senso del termine, diciamo così, nel termine del verbo. Consentire alle persone di fare più cose, poter fare di più. Secondo me questa traduzione di empowerment è più facile da capire ed è anche più vera. Ho studiato già 2 minuti, volevo parlarne 3. Allora, cerco di essere veloce. Allora, vi racconto la storia del Dipartimento di Prevenzione di Treviso, che ha lavorato con la scuola da tempo e ha costruito una rete delle scuole che vede 3 titolari. La scuola, ovviamente, l'azienda sanitaria e i comuni. Proprio perché noi andiamo a fare un agire sociale più che un agire sanitario. E quindi i comuni sono assolutamente fondamentali. L'altra cosa che si sta differenziando da tutto il resto delle aziende sanitarie è che noi abbiamo da sempre, ma poi abbiamo per fortuna avuto una chiara definizione da parte del programma Health 2020, che è il programma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità da qui al 2020, che dice che il compito della promozione della salute nella scuola è il miglioramento dell'apprendimento scolastico. Noi dobbiamo migliorare l'apprendimento scolastico, punto. Ogni altra azione è impropria ed è quella propria dell'educazione alla salute. Quindi noi stiamo lavorando per supportare la scuola. Per fare questo abbiamo fatto un percorso di progettazione partecipato l'anno scorso, utilizzando una metodica che ci ha consentito di ascoltare 4 gruppi di soggetti: i dirigenti didattici, gli insegnanti, i comuni e i genitori. Abbiamo chiesto a loro se una scuola fra 10 anni fosse la scuola che è in grado di consentire che i bambini riescano a raggiungere il loro percorso di vita, cosa vedreste? E abbiamo avuto una visione. Da lì poi siamo partiti per definire delle azioni. E le azioni sono venute fuori, quella più interessante, poi comunque faccio un riferimento anche alle altre, per riprendere quello che diceva l'insegnante prima, il dirigente prima, è stato che la risposta principale che mancava è quello che diceva la collega prima. Manca la visione della scuola come una comunità in cui le relazioni siano l'elemento principale per cosa fare? Trovare un livello diverso di normalità. Io mi occupo di normalità, mi occupo di salute. La scuola deve arrivare a un livello, come tutte le comunità, a un livello diverso di normalità, quello che diceva la collega. E quindi abbiamo portato avanti un progetto, abbiamo coinvolto lo user in questo progetto, partirà quest'anno, l'anno prossimo in 5 istituti comprensivi, degli psicologi professionalizzati, quindi hanno un curriculum professionale abbastanza solido, che ci consentono quindi di poter garantire questo tipo di obiettivo. Quindi aumentare l'empowerment della comunità scolastica. Dentro il Dipartimento c'è anche lo SPISEL, che il servizio si occupa di medicina dei lavoratori. Vi ricordo che uno dei problemi della medicina dei lavoratori è le patologie stress correlate. Gli insegnanti sono la categoria professionale che ha la più alta percentuale di patologie stress correlate, mi sembra il 37%, quindi tanti. E quindi c'è il problema dell'abbandono della scuola, del disagio. Una comunità così come può tirare su dei bambini? O come può migliorare, cambiare tutti gli errori che hanno già subito i bambini? Perché noi interveniamo minimo dei 3, i primi 3 anni sono 3 anni importanti per la salute dei bambini, come insegnate voi, che spesso sono lasciati solo i genitori con tutte le difficoltà che oggi ci sono. Alcune cose importanti nel riferimento le diceva la dottoressa Negrito quando parlava soprattutto del discorso del tempo. Con le sue diapositive metteva in evidenza alcune cose, gli interventi spot. L'NHS, che è l'Istituto di Sanità Pubblica inglese, dice che un intervento di informazione in termini sanitari ci vogliono 16 ore per l'informazione, non per l'educazione, per i cambiamenti di comportamento. 16 ore solo per l'informazione. Quindi noi abbiamo tutti interventi sotto soglia. Poi c'è il problema della durata del tempo. Come dicevo, noi abbiamo immaginato che questo programma abbia una durata, o meglio, la prima visione a cui arrivare è fra 10 anni. Quindi questo programma è un programma a cui a 10 anni, non è un programma a cui all'anno prossimo, anche perché i risultati sono questi, i tempi di cambiamento di una cultura e di una comunità. Oltre a tentare di cambiare l'ambiente sociale, uno dei compiti nostri, lo è anche tradizionalmente, noi ci occupavamo di fognature quando il problema delle malattie infettive. Oggi ci occupiamo di altri ambienti di salute e nella logica che diceva la dirigente insegnante prima, nelle sue due competenze ed esperienze, quanto siano importanti i luoghi. E le altre 2 azioni fondamentali uscite da questa condivisione di obiettivi
e quindi anche divisioni con gli insegnanti, è che vanno cambiati i luoghi. Vanno cambiati i luoghi all'interno della scuola e i luoghi all'esterno. Questo per creare nuovi spazi educativi. E questo è assolutamente fondamentale, anche perché l'altra cosa che diceva la dottoressa Negrizzolo è che ci devono essere degli interventi integrati, non solo durare nel tempo, ma essere integrati con le altre azioni che fa la scuola innanzitutto, ma anche gli altri soggetti che possono condividere la scuola. Voi fate una serie di interventi di tentativo di terapia del bullismo, nel senso che fate gli interventi su delle scuole dove ci sono dei bulli, che vanno fatti sicuramente, i bambini vanno poi visti singolarmente, però sarebbe importante immaginare che esista degli ambienti che siano resilienti, che consentono quindi che il bullismo non emerga, o che il bullismo non emerga possa essere meglio reinserito. Per fare un esempio banale su cosa si può fare su altri campi con cui occorre coordinarsi, l'insegnante parlava prima di pause, lei parlava della campana, non mi ricordo di chi, tibetana, oppure, ecco, le pause attive, quindi fare delle pause attive, oltre a migliorare del 20% il rendimento scolastico, sia in termini di inglese sia in termini di matematica, che sono le due più facili a misurare, riduce del 49% gli atti di bullismo durante gli spazi di ricreazione. Passare alcuni minuti all'aperto, quindi fa sì che i bambini siano all'aperto, dopo 2 minuti all'aperto si riduce il tasso di cortisolo, come voi sapete, c'è una riduzione in 2 ore all'aperto, c'è un aumento del 20% della memoria di attenzione. Se noi vediamo, ecco, un programma integrato in cui vede sia degli interventi sul cambiamento, sia degli interventi sul cambiamento dei luoghi che consentono una didattica diversa, è assolutamente fondamentale, quindi l'integrazione è fondamentale. Questo poi risolve anche un'altra questione di fondo, perché noi stiamo lavorando sul cambiamento dell'empowerment dei singoli e della comunità, questo che stiamo cercando di cambiare, stiamo cercando di superare anche il problema del tempo. Con questo tipo di agire, noi andiamo a modificare il contesto sociale, andiamo a contrarre il contesto fisico, che ha 2 elementi importanti rispetto al tempo: agisce in tutti i momenti e agisce per sempre. E questa è la linea principale che noi cerchiamo di dare, soprattutto quella di trovare un sistema perché solo l'agire del tempo, credo, veniva in precedenza la mia collega appunto psicologa a questo corso e mi diceva che in una delle relazioni si diceva che non è lo psicologo che cambia i comportamenti, ma è la scuola che non riesce a cambiare i comportamenti, perché è il lavoro di ogni giorno. Allora ecco che anche voi, anche noi, tutti quanti dobbiamo avere questo obiettivo: aumentare l'educazione, riuscire a garantire che ci sia un miglioramento dell'apprendimento scolastico. L'apprendimento scolastico, chiamiamolo in termini di competenze europee o chiamiamolo, che c'è più assonante a noi, in termini di life skills, sono 2 modi di dire la stessa cosa sostanzialmente, perché c'è una corrispondenza, comprese anche delle life skills emotive. Quello del tempo poi per me è una cosa assolutamente importante, perché questa cosa deve rimanere dentro le istituzioni, per cui è importante riuscire a raccogliere altre istituzioni in quella, perché nessuno riesce a cambiare da solo una situazione complessa, neanche in pochi si cambiano una situazione complessa, neanche facendo tanti piccoli progetti. Occorre avere un'azione unitaria nel tempo. Il primo obiettivo ce lo mettiamo a 10 anni. Questi sono i tempi delle istituzioni, sono i tempi della scuola, sono i tempi di cambiamento delle comunità. A me rimangono sotto 7 giorni di lavoro, perché fra qualche giorno vado in pensione, per cui questa cosa del tempo la sento poi con particolare difficoltà. Buon lavoro a tutti comunque. Ringrazio il dottor Gallo che ci ha fatto questa bella sorpresa di venire ad incontrarci e gli auguriamo una buona pensione. Esperienza non facile inizialmente da elaborare, ma che poi si può essere ancora produttivi. Grazie. Prima accennavamo all'università, allora adesso darei la parola alla professoressa Salcuni che appunto ci dirà un po' anche il suo modo di vedere. Il primo incontro abbiamo visto alcune questioni legate ai disturbi dell'apprendimento, c'era Cornoldi, c'era la professoressa Mason, che ci dicevano: guardate che non ci sono solo i disturbi dell'apprendimento a scuola. Ecco, lei potrà darci un altro aspetto.
Allora, buongiorno a tutti, io vi ringrazio per la possibilità di portare il mio contributo oggi. Io sono una psicologa, psicoterapeuta e sono professore associato di psicologia dinamica al Dipartimento dello Sviluppo e della Socializzazione. Di cosa volevo parlarvi? Prima mi ha molto colpito la professoressa Bonazza che ha detto l'università, cosa fanno gli universitari? Non possono solo studiare. È molto vero, nel senso che lo studio è un gradino ed è necessario, e poi c'è quella che si chiama ricerca applicata, che c'è la ricerca di base che deve essere fatta perché bisogna studiare per capire la situazione, e poi c'è la ricerca applicata, ovvero una volta che ho capito la situazione, l'università con il rigore della ricerca deve essere in grado di intervenire nella società reale. Mi rifaccio anche a quello che diceva il dottor Gallo. La prevenzione è un discorso, riguarda la normalità ed è qualcosa che dobbiamo portare avanti sul lungo termine per cambiare la società. Il tempo è come minimo 10 anni. Però la situazione reale va anche presa per quella che è. Io non sono riuscita a sentire tutti i vostri interventi, ma ho inteso che molti fossero di stampo clinico. La clinica è un livello ancora diverso. C'è una strana zona d'ombra tra la normalità e la clinica, perché in realtà queste due cose sono su un continuum. E io credo che l'università debba prendersi l'onere e l'onore con il rigore della ricerca e le competenze della clinica, non della clinica grave, ma del disagio, di quella roba di mezzo, di entrare nelle scuole con lo psicologo, che speriamo sempre di più sia una figura integrata a tutti i livelli, ma anche proprio con la collaborazione dell'università e di altri professionisti che in modo continuativo nell'anno scolastico monitori e garantiscano un intervento un po' più incisivo della sola prevenzione, ma proprio un intervento di screening per andare a beccare i casi che sono in bilico e cercare di fare degli interventi che siano tailored, di sartoria specifica sui ragazzi e sulle famiglie, perché in questo caso l'intervento non deve essere solo sui ragazzi, non lo devono fare gli insegnanti, perché gli insegnanti deve fare l'insegnante, lo psicologo scolastico ha un ruolo specifico e poi ci devono essere altri professionisti che organizzano in rete un ulteriore tipo di intervento che è quello della zona d'ombra, prima che si arrivi, e qui parlo della clinica più grave, alle indicazioni per la neuropsichiatria infantile piuttosto che i servizi sociali piuttosto che altro. Allora la scuola non ha abbastanza risorse, parlo anche proprio economiche, per poter fare tutto. L'università non ha abbastanza risorse per poter fare tutto, ma in qualche modo la collaborazione può trovare delle strade in cui questa zona d'ombra diventa oggetto di interesse, e non siamo né nella clinica in senso stretto, né come dire, nella prevenzione, quella diciamo a lungo termine di cambiamento dei livelli sociali. Sto pensando a questo, a delle esperienze che io ho fatto come docente universitario di coordinare delle ricerche e intervento nelle scuole elementari, per esempio, sull'alfabetizzazione emotiva, quindi i gruppi circle time, tutte queste cose che non sono solo fatti e basta, ma vengono proprio, c'è uno screening misurativo che porta i risultati pre e post di cambiamento. Questo pre e post condotto con i numeri, quindi non solo l'intervento ma anche con i numeri, dobbiamo far sì che ci serva per andare a tirare la giacchetta in regione, piuttosto che al ministero, piuttosto che da altre parti, perché i fondi vengano dati. La ricerca ha il vantaggio che, quantificando quello che è il lavoro e la fatica clinica dell'insegnamento e del cambiamento, ha dei numeri che anche uno che non fa il nostro lavoro o non lavora con i ragazzini può capire. E lì dobbiamo andare in qualche modo, secondo me, a fare un altro cambiamento culturale, ovvero non si può tagliare sugli aspetti di cambiamento sociale e di benessere, non si possono tagliare le risorse su questo, cosa che invece purtroppo assistiamo continuamente. Allora, ci sono interventi tipo questo che ho appena raccontato, piuttosto che interventi sulla, come dire,
possibilità alle medie e alle superiori di aiutare i ragazzi a parlare di loro. Prima ho sentito nominare le tecnologie come modifica della comunicazione emotiva, o una collega che ha detto non sanno parlare di cosa sentono, ok? Si possono creare degli interventi ad hoc che prevedono anche da parte di professionisti prima uno screening che potrebbe fare l'università e poi gli interventi con i genitori, con i figli per educare, ok? Ma con degli interventi non solo informativi ma più professionalizzanti quando è necessario, al cambiamento della gestione delle relazioni, perché è auspicabile chiaramente il cambiamento a lunga portata, ma nel frattempo c'è un tot di gente che non sta particolarmente bene e che andrebbe aiutata ora a fare questa cosa nel giro di 1 anno, 2 anni, quindi progetti strutturati così. Quindi ecco, quello che voleva essere il mio intervento come universitaria è che la ricerca di base dell'università è necessaria, però è molto vero che non possiamo fare solo ricerca di base, dobbiamo applicare le competenze nella vita reale, aiutando proprio con il rigore della ricerca per dare dei risultati quantificabili che sostengano il bisogno che c'è di sostenere questo genere di lavori. Grazie veramente. Allora, siamo in grado, adesso abbiamo elaborato i vostri questionari, vedremo in diretta cosa succede, che poi dovremo arrivare a delle... No, voi rimanete? Ah, ok. Perfetto. Allora, chiedo anche di venire a quelli che hanno elaborato, i colleghi che hanno elaborato, e che ringrazierei Marco Penzo, il collega Penzo è veramente bravo nelle elaborazioni, infatti l'università ogni tanto ce lo ruba e noi lo abbiamo portato al gruppo di lavoro, vero? Ha collaborato a delle ricerche. Bene. Qual è? Adesso. Allora Marco, visto che hai iscritto, procedi tu. Allora, intanto vi ringrazio io a nome di tutto il gruppo, perché anche oggi siete stati molto partecipi, in quanto abbiamo raccolto una 50ina di questionari, quindi di risposte alle domande che avevamo fatto, parecchie diciamo, il lavoro non è stato facile. E al primo quesito, che era quali interventi psicologici a vostro parere aderiscono ai bisogni attuali della scuola, abbiamo fatto un po' un riassunto di tutti quelli che... Volevo chiedere, avete diviso tra insegnanti e psicologi? No, quindi abbiamo un dato comune, perfetto. E abbiamo fatto un po' un riassunto di le varie cose che sono emerse, quindi dall'alfabetizzazione emotiva, i programmi di peer education, educazione all'affettività e sessualità, supporto agli insegnanti e così via. Come potete vedere, cyberbullismo, c'era l'ADH, i PES, e quindi bene o male tutti i vari interventi che vengono fatti nelle scuole. Ovviamente qualcuno metteva uno, qualcuno un altro. Arriviamo alla domanda sui punti di forza e le criticità invece degli interventi di psicologia in ambito scolastico che voi vedete tutti i giorni, diciamo, o durante l'anno. Come punti di forza voi proponete di promuovere la professionalità dello psicologo, far conoscere la figura dello psicologo come figura positiva, di aiuto e di supporto, di essere dei mediatori sulle questioni emozionali, comunicative e via dicendo, promuovere gli sportelli di ascolto, migliorare l'interscambio tra il personale scolastico e i genitori e gli studenti, avere una professionalità che possa intervenire velocemente e correttamente nelle situazioni di difficoltà e vari altri, diciamo, potete anche leggere senza che vi faccia la lista della spesa.
Nelle criticità invece evidenziate il non riconoscimento della figura dello psicologo nei contesti scolastici. Qualcuno, più di uno, ci ha scritto che il servizio di psicologia fornito dall'USL non è sufficiente ed è spesso sbrigativo. Gli interventi dipendono da bandi di concorso e quindi sono limitati per tale motivo o poco coordinati e autoreferenziali. Interventi frazionati che non consentono di entrare nel dettaglio sul tema prescelto e non favoriscono la creazione di un legame di fiducia e di cambiamento. Non conoscere da parte dello psicologo il sistema scolastico e le varie dinamiche. Alcune di queste cose erano emerse anche oggi nei vari interventi. Molti hanno citato la voce costi e risorse economici e risorse economiche. Come si può favorire l'incremento e la collaborazione tra i professionisti nei contesti scolastici? Tanti citano la possibilità di fare rete, anche attraverso gruppi di lavoro e confronto tra docenti e psicologi, attraverso una creazione di linee guida che legittimano lo psicologo in tali contesti, rendendo più chiaro e lineare il profilo degli specialisti che si occupano di formazione e supporto, inserendo la figura dello psicologo come ruolo strutturato nelle scuole attraverso progetti di ricerca e azione, attraverso politiche sociali volte a sviluppo di un servizio più continuo. Ormai le leggo tutte, facendo in modo che le occasioni di collaborazione tra di essi entrino a far parte della quotidianità scolastica non legate all'emergenza, attraverso tavole rotonde in cui coinvolgere non solo i referenti istituzionali ma i singoli professionisti, disponibilità finanziarie adeguate, sensibilizzazione, formazione e promozione di incontri di condivisione bisogni e di azioni. La scuola fino ad ora vi ha mai chiesto l'uso di strumenti, qui andiamo più sul dettaglio. Una quarantina di questionari, non una quarantina, scusate, un 40% circa, perché è una stima approssimativa che abbiamo fatto dei questionari raccolti, dice sì, abbiamo utilizzato o ci è stato chiesto di fare l'utilizzo di strumenti di valutazione e questi erano per una valutazione del monitoraggio degli interventi effettuati. Questo per dare una chiave di lettura a quello che viene chiesto. In merito agli interventi nelle scuole, sentite la necessità di lavorare in gruppo o di attivare una rete? Allora, qui ho messo una frase citata da uno dei vostri questionari, in quanto quasi tutti avete detto sì, o al gruppo, o alla rete, o ad entrambi, interfacciandoli. E una vostra risposta è stata: credo che sia importante e necessario che ci sia una rete di psicologi che lavorano nello stesso ambito, perché il confronto tra colleghi permette di riconoscere i propri errori o alcuni punti da migliorare e di cogliere e far proprie nuove modalità di lavoro.